Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Protagonista della nuova settimana in entrata sarà una bassa pressione che attualmente è presente nel nord Europa, che a piccoli passi sembra voglia scendere di latitudine, anche se a quanto pare terrà una traiettoria abbastanza orientale tale da influenzare solo parzialmente il nostro territorio. Per capire appunto il posizionamento di questa bassa pressione, questo suo tentativo di discesa, volevo farvi vedere anzitutto una mappa a circa 5500 metri, quindi saliamo abbastanza di latitudine, e questa mappa ci fa vedere appunto con i colori sul verde, sul blu presenti sul nord Europa appunto questa bassa pressione che tende ad allungarsi verso il basso. I colori più sul rosso e l'arancio li troviamo in pieno oceano, e molto più a sud questa è l'alta pressione, per cui il protagonista, come dicevo, della nuova settimana sembra essere questa bassa pressione che in qualche modo tende a scendere di latitudine e influenzarci parzialmente. Nell'Europa centrale si avrà una vera e propria tempesta equinoziale, visto che ci stiamo avvicinando pian piano all'equinozio d'autunno, mentre da noi in qualche modo il tempo sarà abbastanza preservato. Proprio per capire questo volevo un attimo fare una carrellata del tempo nei prossimi giorni, avvalendomi di una mappa che fa vedere la possibile distribuzione delle precipitazioni a partire appunto da lunedì fino a giovedì, una mappa sempre di centrometeo.com. Partiamo dal lunedì, in cui possiamo vedere dei fenomeni sulle Alpi, qualcosa di più interessante nel nord-est, e questo saranno dei fenomeni che interesseranno soprattutto la tarda serata. Qualcosa la troviamo in Campania, e potete vedere i colori molto più accesi sulla Calabria, dove il maltempo sarà abbastanza accentuato con anche dei temporali. Passiamo a martedì, quando avremo ancora dei fenomeni nell'estremo nord-est, specialmente sul Friuli, e attenuato il resto della fenomenologia nel resto dell'Italia, con qualcosetta ancora sulla Calabria. Passiamo a mercoledì, quando vediamo qualcosa sulle Alpi, specialmente sulle aree di confine e sui territori del Tirreno meridionale. Infine arriviamo alla volta di giovedì, quando troveremo invece qua là dei fenomeni che interesseranno soprattutto il centro-sud del nord, sembra in qualche modo graziato da questo maltempo. Troviamo infatti dei fenomeni sulle Adriatiche e sul Tirreno meridionale. Di conseguenza avremo una settimana un po' così altalenante, non eccessivamente brutta tranne le zone che avevamo accennato, con il tentativo più a occidente, quello sarà da seguire con cura, dell'alta pressione di voler mostrare nuovamente i muscoli sul Mediterraneo e di conseguenza sul nostro territorio con i giorni successivi. Per ora è tutto, e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.